Il giorno in cui si terrà il funerale di Giulia Cecchettin sarà un giorno di lutto regionale con le bandiere a mezz'asta. Tutto il Veneto, tutti i veneti si stringeranno attorno alla famiglia in un abbraccio. L'intera comunità veneta è sgomenta e addolorata per una vita spezzata senza un motivo, senza un senso. Una ragazza, una vita oltraggiata, una ragazza simbolo per il proprio impegno nella vita e per il suo sorriso gentile, che si è imparato a conoscere attraverso i racconti di chi la conosceva. È Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, a farsi portavoce del dolore dei veneti per la morte della giovane ragazza, uccisa per mano dell'ex fidanzato. Sono stati giorni di frenetiche ricerche, di speranza e di dolore e Zaia vuole che diventino, proprio nel ricordo di Giulia, un segnale importante ed estremamente determinato contro la violenza sulle donne. Lancia una proposta a Zaia che non solo il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere, ma anche il giorno delle esequie della povera Giulia, di esporre e di indossare il fiocco rosso, divenuto un simbolo contro la violenza di genere, e di esporre nei luoghi pubblici e privati qualcosa di colore rosso. Zaia invita a muoversi in questo senso anche le amministrazioni, secondo le iniziative che vorranno adottare, e porta ad esempio una panchina di colore rosso che, installata in ogni comune, potrebbe rappresentare un segnale importante. Lascia ai sindaci la libertà di realizzare iniziative adeguate e di grande impatto simbolico e comunicativo, sia per il giorno dei funerali che in seguito, con la volontà di lasciare un forte segnale contro ogni forma di violenza. Alla proposta di Zaia si aggrega un nostro concittadino, Luigi Ranzato, il quale, facendosi portavoce di un sentire comune e di un sentimento empatico verso la storia di Giulia Cecchettin, vista la sua giovane età e la vicinanza geografica a Vigonovo, propone nel giorno del funerale, quando sarà fissato, di esporre nelle vetrine dei negozi e delle finestre scarpe rosse, simbolo del femminicidio, solo come atto di solidarietà per una famiglia e per una ragazzina che ovviamente potrebbe essere stata la figlia di ognuno di noi. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto, per cui proponiamo dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì lo spritz, il prosecco e la birra tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi, veniamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche il sabato e domenica nel dopo cena per i nostri cocktail, i nostri drink.